le 12:11 in questo momento. Caro Ale Musella, buongiorno, si parla d'arte. Buongiorno. Ben trovato. Allora, dici un po' tutto, si parla di scultura oggi. Ormai è una battaglia nei confronti della scultura contemporanea. Infatti sono in tanti a criticare il mio punto di vista, ma come tu sai, io me ne frego. Nel senso che io non ho l'oro in tasca, non ho la bacchetta magica, non sono il maggiore esperto mondiale di arte, sono una persona che vive di arte, che la ama e per cui poco sopporta determinati atteggiamenti che sono abbastanza leggeri e fuorvianti nei confronti invece di chi fa lo scultore sul serio. Certo, questa è la cosa più importante. Raccontaci un po' allora il fantastico mondo della scultura. Ma il concetto base, allora, nell'arte contemporanea come intelligenza artificiale, come adesso sono le stampanti 3D, per cui tutto bello, tutto carino. Bisogna capire però che cos'è design e che cos'è poi scultura e opera d'arte. Perché nel momento in cui, quando si parla di fusione di bronzo, per esempio, si definisce un'opera prima, un'opera che può avere 8 riproduzioni, o secondo alcuni parametri anche 9, e poi può avere 3 o 4 prove d'artista, il che significa che quell'unica scultura in teoria al mondo può avere 12 riproduzioni, se facciamo il conto di tutte quelle. Poi ovviamente uno può decidere, io ne faccio una di 3 piuttosto che poi avere il numero più basso. Ma questo nasce da che cosa? Da un codice che è stato scritto meglio ideato, proprio perché in passato quando si facevano le sculture, dopo un tot di riproduzioni, e per cui dopo 8-9, il calco non si poteva più utilizzare perché si rompeva. Allora è rimasto questo come idea, no? Come idea del dire, ok, superato quella linea lì, si parla di multipli e per cui anche il valore della scultura va a cambiare, cioè diventa poi, scusatemi il termine, un prezioso soprammobile, ok? Non sempre così, però concettualmente quando ci sono tanti numeri di multipli stiamo parlando di nulla, tanto più che se non sono stati definiti come numerazione, per cui uno li può continuare a fare, capisci che più numeri ci sono e meno ha valore l'oggetto. Questo di base, ok? Certo. Vi ricordo che Dalì e Picasso sono i re dei multipli, perché comunque ci sono, soprattutto per quanto riguarda le sculture, ci sono molti più multipli di sculture prime, di opere prime di questi due grandi artisti, il che significa che molti magari te le propinano come se fossero opere d'arte al 100%, quando poi per esempio soprattutto nei confronti di Dalì molte sono state le riproduzioni che sono state fatte, autorizzate dopo la sua morte, il che significa che neanche lui era consapevole che alcuni suoi disegni sarebbero diventati sculture. Quindi capisci che anche questo a maggior ragione diventa un po' buffo, no? Per cui uno arbitrariamente ha deciso di utilizzare la creatività di un grande del Novecento trasformandola in scultura, per cui attraverso i suoi disegni ha dato l'ok, autorizzato, perché bisogna sempre vedere chi è che lo autorizza, se la fondazione, se gli eredi o se quant'altro, a fare delle riproduzioni che, come ti ho detto, il grande artista non ha neanche mai visto, per cui insomma anche su questo io non avrei neanche dato l'autorizzazione per fare determinate cose se non è stato l'artista a concepirla come scultura. E questo, vabbè, è il mio punto di vista. Per quanto riguarda invece la contemporaneità, io spesso e volentieri, allora noi in galleria cerchiamo sempre di avere degli scultori che lavorano a cera persa. Cera persa significa che comunque la scultura la fanno loro lavorando sulla cera. Poi si chiama cera persa perché quando vai a realizzare lo stampo, ovviamente il materiale o la gomma che viene utilizzata per riuscire a ricreare appunto lo stampo, per arrivare a fare queste riproduzioni, che possono essere appunto, come ti ho detto prima, fino a 9, fa sì che la cera si sciolga, per cui viene persa. Però di fondo la scultura la fa l'artista. Poi ci sono gli artisti che progettano, per cui hanno un loro disegno in testa e poi dopo lo realizzano meticolosamente appunto attraverso la scultura, la cera. Altri che invece sono molto più istintivi,
però sono sempre loro a metterci le mani, anche perché quando parliamo di scultura di bronzo non esiste la possibilità che qualcuno possa scolpirla, deve essere sempre fusa, per cui stiamo parlando della capacità realizzativa delle fonderie. Per cui la fonderia deve comunque avere un disegno o ancora meglio appunto la scultura fatta appunto in cera, quant'altro, per avere il punto di riferimento per poi creare questo famoso stampo che poi dà la possibilità di ricreare alcune opere fino a con la numerazione data. In più lo scultore, quello più vicino alla scultura in bronzo, è anche quello che segue tutte le fasi, per cui nel momento in cui arriva ed esce dalla fonderia, dopo ci sono le patine da mettere, deve essere comunque utilizzato, ci deve mettere le mani, allora diventa comunque padre della sua scultura, anche se poi è stata realizzata appunto da una fonderia. Perché? Perché ci ha messo di tutto il suo. Oggi invece c'è gente che semplicemente con disegni che magari spesso non sono neanche fatti da loro, fanno fare la realizzazione in 3D, poi la mandano agli stampatori o anche in questo caso capita alle fonderie, e la fonderia ha la capacità di trasformare in opera qualsiasi cosa tu gli dia. Ma perché? Perché hanno degli operai, hanno comunque degli esperti interni che riescono a realizzarla. Allora a quel punto lì io capisco benissimo l'idea, no? Però siamo sempre lì. Il creativo è un conto, il creatore è un altro. A me piacerebbe, forse sono un po' nostalgico, pensare all'artista scultore come colui che ci mette le mani, colui che è capace di scolpire. Oggi invece ce ne sono alcuni addirittura che fanno finta di farsi fare le foto, cioè si fanno fare le foto con lo scalpello in mano e poi dopo non sono minimamente capaci di scolpire. Ora il marmo, per esempio, come il vetro, scusa, come il vetro, ha dei punti estremamente delicati dove se tu sbagli a toccare si frantuma o comunque si spacca, capito? Per cui tu puoi essere arrivato alla fine della tua scultura quando scolpisci la pietra e a un certo punto sbagli, tocco e devi ricominciare da capo. Ok, questo significa che ci vuole una capacità e un'esperienza notevole per mettere le mani sul marmo. Ora, nel momento in cui questo lo fa una macchina e tu non ci metti niente, né la mano né niente, capisci che la persona che viene a comprare la tua opera d'arte può decidere lo stesso di darti un valore e di il prezzo della quotazione. Però è giusto a livello personale che lui sappia che non c'è messo le mani. Invece qua c'è sempre questo mistero di fondo, dove la maggior parte degli scultori fa finta di essere lui ad aver fatto appunto la scultura con le mani, e poi dopo invece si scopre che ha avuto l'idea, e in alcuni casi addirittura ho trovato alcuni personaggi che neanche hanno disegnato l'opera che fanno. Cioè hanno trovato un bel disegno o una bella immagine e semplicemente hanno chiesto a chi poi sviluppa i disegni per farlo diventare scultura di trasformarlo in scultura. Lì addirittura siamo proprio all'apoteosi. Poi queste persone qui quando ci parli pensano di essere Picasso o appunto Dalì e non hanno neanche avuto la capacità di disegnare quello che poi hanno voluto far realizzare. Per cui capisci che il mondo della scultura è molto particolare. Poi in tutto questo ricordiamo che la scultura più pagata al mondo di un contemporaneo è il coniglio d'oro, il coniglio d'acciaio di Kunz, che è stato pagato oltre 92 milioni di euro. Però anche lì entriamo in un mondo completamente diverso, dove lo stesso Kunz, che quando tu lo vedi sembra più un operatore di borsa che un artista, perché comunque sempre giacca e cravatta, lui ha uno studio che è arrivato in passato ad avere oltre 62 persone che lavoravano per lui, per cui lui dà un'idea, loro sviluppano e poi dopo si va in stampa o si va in realizzazione. Allora anche questo è un creativo, perché ricordiamoci che Kunz, che più di una volta è stato definito l'erede di Andy Warhol, non è propriamente così. Anche Andy Warhol non era un ottimo disegnatore, lui è stato l'antesignano della serigrafia, perché secondo lui era importante che tutti potessero avere una sua opera in casa, per cui facendo le riproduzioni in continuazione sicuramente si abbassava il prezzo, e in effetti oggi un poster di Andy Warhol chiunque lo può tenere in casa pagando 50 euro. Questo non significa che non si dia il giusto valore alle opere prime comunque.
ricordando che a lui è stato un genio che veramente ha spaziato in tantissime tipologie di arte, riconoscendo lui stesso di non essere un gran pittore. Per cui non è che ha fatto finta di essere grande, di essere capace di disegnare come Leonardo da Vinci per poi appropriarsi della roba che non ha fatto lui. Oggi invece, spesso e volentieri, nell'arte contemporanea, ci sono anche dei galleristi che appoggiano questo tipo di discorso e falsano, secondo me, il discorso del mercato. Perché alla fine per me l'arte deve essere qualcosa che arriva da dentro, ma che fino a quando è possibile deve essere anche legata a una capacità personale. Altrimenti veramente adesso con l'intelligenza artificiale uno può mandare, chiunque può diventare un artista e chiunque può diventare uno scultore. E questo per me è la morte dell'arte. Infatti. Senti, ma diciamo così, io entro in una galleria, vedo una scultura, me la propongono a 2000 euro. Come faccio a valutare una scultura così? Ma allora, intanto bisogna vedere, perché nel mondo dell'arte la scultura, per esempio, mi è capitato qualche giorno fa di andare in casa di un cliente e aveva una fusione, un cane, come si chiama, un levriero, molto bello, a grandezza naturale, di bronzo, ok? Ora io so quanto costa la fusione, so quanto costa farla realizzare, questo però sicuramente era un multiplo per cui non aveva una firma, era semplicemente la riproduzione di un cane, tra l'altro fatta molto bene, e se io penso al peso di quella struttura, a quanto ci vuole fare per farla, quant'altro, se fosse stata firmata poteva costare tranquillamente 20.000 o addirittura un nome famoso potrebbe costare qualche centinaia di migliaia di euro. L'hanno comprata per 3.000 euro. Allora, ci sono tantissime opere, sculture che voi trovate, come abbiamo detto anche l'altra volta, nel mercatino o comunque vi trovate a casa. Quelle sono comunque fusioni, hanno un valore che spesso e volentieri è legata al peso del bronzo, perché se non c'è una firma importante risulta, come stesso dico, un bel soprammobile, ok? Che però se vi piace fate benissimo a comprare, perché ci sono delle sculture, se io devo pensare a realizzarla oggi, io so esattamente, e più di una volta ho postato dei video che ho realizzato nelle fonderie per far capire il processo che c'è dietro, per cui quanto costa e quanto sia difficile farlo. Molto spesso quello che invece voi andate a vedere, che è in bronzo, che trovate nei vari negozi o anche in antiquariato, è stato realizzato molti anni fa con delle tecniche magari diverse, piuttosto che praticamente il costo è sicuramente molto inferiore di quello che sarebbe adesso per farla realizzare. Per cui se parli di 2.000 euro, se è una scultura che piace ed è fatta in un materiale nobile, il che significa possa essere vetro, possa essere marmo, possa essere bronzo, ok. Il problema è quando uno ti chiede quella cifra lì per un'opera fatta in resina o fatta in plastica. Perché adesso, per esempio, ci sono un sacco di artisti che producono opere in resina, per cui di solito è la prova d'artista piuttosto che, però è una resina particolare, fatta in una certa maniera, poi di solito sono prove d'artista per cui non sono superiori a 3 come numero, però agli occhi di chi non è esperto, se tu vai in un negozio cinese, adesso è pieno di quelle cose, e tu dici, vabbè, ma perché io devo andare a comprare in galleria un'opera fatta in resina per cui mi chiedono 15.000 euro, mentre ce n'è una molto simile nel mercatino cinese o nel negozio cinese che io posso comprare a 150. Siamo sempre lì, bisogna capire come è fatta, bisogna capire se ha una firma, perché fondamentalmente è la firma che denota poi il prezzo che ti viene dato, a prescindere dal fatto che poi ci debba essere una capacità esecutiva e di realizzazione perfetta, per cui le cinesate che vengono dalla Cina apparentemente possono sembrare carine, e se spendi 150 euro per fare un regalo perché ti piace, fai bene a farlo, però la capacità, la vera resina, quella che poi dopo viene utilizzata dagli artisti e per cui realizzata da artigiani o comunque da macchinari particolari, ha un valore diverso. Per cui bisogna capire anche di che cosa abbiamo davanti. Però questo, come ti ho detto, è un problema soprattutto su questi materiali qua, perché io mi sono trovato veramente di fronte a delle opere, a delle riproduzioni, la scimmietta, il gorilla, il cavallo, che tu le guardi poi magari sono disegnate colorate pop,
Per cui Sì, fondamentalmente uno dice vabbè è bello, però non hanno una firma, non hanno niente, però la loro figura la fanno. Allora bisogna certo. vedere che cosa vuoi avere in casa e se ti accontenti di avere quelle cose. Se ti accontenti fai benissimo a comprarla, però poi non mi viene a dire che è un'opera d'arte. E con questo noi chiudiamo il nostro spazio, ci ritroviamo venerdì prossimo, stavolta in drive time, quindi dalle 19.05 in poi, va bene? Ok, perfetto. Grazie a te, un abbraccio Un abbraccio. di nuovo. E noi chiudiamo qui questo spazio, domani il garage dell'Alfista, se vi fa piacere. Lunedì ritorniamo alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, perché da lunedì in questo spazio torna PG Pellegrin. Grazie per essere stati con noi, grazie anche a Pigi. Che dire di più? Che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato Filo Diretto.